Riprendono le trasmissioni di Chiesa e Città, riprendono proprio nel weekend in cui incomincia l'appuntamento della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. I nostri ospiti in questa puntata, oltre che al Vescovo di Trieste, Monsignore Enrico Trevisi, ormai non dovremmo neanche più dirlo, ormai è dato per scontato, anche. Ci sono Don Valerio Muschi, della Commissione Diocesana per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, e altri due componenti della Commissione, Marina Veglia e Gianni Veglia. Grazie a tutti per essere venuti nei nostri studi. Monsignor Trevisi, un appuntamento, la settimana di preghiera che si apre appunto in questo fine settimana. A che cosa servirà questa settimana? Beh, noi crediamo nel valore della preghiera e di una preghiera che ci porta ad essere in comunione con Dio, ma anche in comunione tra di noi. Se la storia talvolta ci ha visti separarci, non comprenderci, mancare di quel dialogo che è la premessa per poter camminare insieme, è bello che invece ormai è diventato un appuntamento tradizionale che in tutto il mondo, diciamo in questa fase l'emisfero nord, invece sotto Pentecoste quello sud, per via proprio delle condizioni un po' del meteo, ci si trova a pregare insieme pur nelle confessioni diverse cristiane. Io penso che sia qualcosa che dovrebbe essere un pochino di più vissuto da parte di tutti, perché il rischio è quello che sia un po' troppo di nicchia, ma il mondo invece ha bisogno anche di cristiani che vivano in comunione e che sono il segno di una profezia per il mondo intero. La Commissione, signora Veglia, come lavora? La Commissione si riunisce non spesso, a dire la verità, però in prossimità di questa settimana ci si incontra anche perché ci sono tante attività, tanti momenti che ci vedono insieme, e poi anche durante l'anno ci sono dei momenti in cui ci si incontra, perché abbiamo scoperto nel corso degli anni, direi alla fine degli anni 60, che mentre prima c'era tanta paura delle diversità, e abbiamo scoperto che le diversità delle varie chiese sono un valore, e abbiamo imparato di più l'ascolto, e ascoltandoci reciprocamente nelle varie differenze delle chiese abbiamo imparato a conoscerci di più e quindi anche a stimarci, e si lavora insieme, si prega insieme. In questo momento si prega insieme soprattutto per la pace, certo. Però ecco, si prega insieme perché che tutti siano uno, cioè da questo il mondo crederà. Ecco, allora abbiamo scoperto che ogni diversità è veramente un valore. Come si articola, Don Valerio, la settimana? Allora, la settimana vede ogni giorno un appuntamento diverso, no? Proprio a partire da questo weekend in cui partecipiamo alla celebrazione della Teofania della Chiesa serbo-ortodossa, con anche il lancio della croce in mare, no? E sarà proprio l'inizio questo, ecco. Poi sempre questa domenica appunto al pranzo tutti i pastori invitano i poveri che afferiscono alle loro comunità, insieme alla comunità di Sant'Egidio si organizza un pranzo per tutti i poveri, insomma, che saranno un centinaio di persone. Il lavoro della comunità di Sant'Egidio, come di altre certo. comunità, ma noi ne parliamo molto spesso, è un lavoro veramente eccezionale. Su più fronti, sì, peraltro, no? Perché sì. Sant'Egidio sia appunto questa attività sociale, appunto di accoglienza, di accompagnamento e di supporto, ma anche di dialogo interreligioso. Infatti un membro della comunità di Sant'Egidio è membro anche della commissione ecumenica, no? Che quindi ci aiuta anche a preparare questi momenti. E poi via via, ecco, lunedì ci sarà il culto ecumenico cittadino, che è il momento centrale della settimana, in cui intervengono tutti i pastori e il vescovo stesso. Quest'anno
predicherà il nuovo pastore avventista, Robert Cacciula, e poi abbiamo martedì lo studio biblico, mercoledì la preghiera multilingue nello stile della comunità di Taizé in Francia. Sì? Questo è rivolto specialmente ai giovani, a chi piace il canto in generale, e lo faremo nella chiesa luterana. Ecco. E poi c'è una conferenza sul concilio di Nicea che quest'anno compie 1700 anni. Tutti ricorderanno che in chiesa si dice il credo niceno costantinopolitano, quelli che vanno a messa, almeno questi lo sanno perché è sempre scritto. Ecco, il concilio di Nicea compie 1700 anni proprio quest'anno, e quindi ci sarà una conferenza con un vescovo ortodosso, un teologo cattolico e uno protestante. E poi abbiamo la rassegna corale dei cori delle varie comunità e concludiamo con un cineforum. Quindi con Ordet di Dreyer, che insomma è un film. Ti invito a esserci. 20-30 di sabato, sabato prossimo potrei farcela. Allora, che cosa c'è di bello nella diversità, nello scoprire la diversità? Proprio questo, bello è scoprire la diversità e quindi conoscersi di più. Conoscendosi di più cadono i pregiudizi, perché spesso pensa che che dai diversi bisogna star lontani, invece conoscendosi si vede che invece la diversità è una ricchezza e questo è un vantaggio di tutti. Quello che piace, quello che è bello e che potrebbe essere anche una prospettiva della settimana sarebbe quello, secondo me, di affiancare i momenti di preghiera anche proprio con momenti di conoscenza, perché più si diventa in qualche modo, uso una parola grossa, si diventa famiglia anche fra diversi, più cadono appunto i pregiudizi, i sospetti e le difficoltà di vivere assieme. Storicamente, Monsignor Trevisi, Trieste è una città che ha fatto della multiculturalità e dell'ecumenismo una delle sue, come potremmo dire, una delle sue bandiere, una delle sue caratteristiche, ecco, insomma, diciamo. Noi ce ne accorgiamo, per esempio, in alcuni momenti anche istituzionali, no? Per esempio, sto pensando, è abbastanza imminente il giorno della memoria, dove in Risiera tutte quante le comunità poi prendono anche la parola, eccetera. La diamo per scontata? Io temo che talvolta la diamo un po' per scontata e ho detto poco fa che diventa qualcosa di nicchia, dove sono un po' di persone affezionate, ma che fatichiamo a comunicare che questo deve diventare uno stile dell'intera città e deve riuscire a coinvolgere anche le nuove generazioni. Non basta essere orgogliosi che abbiamo le chiese ortodosse di San Nicolò, di San Spiridione, piuttosto che a livello anche di dialogo interreligioso, poi che abbiamo, non so, la sinagoga, ma invece riuscire non a perdere la propria identità, ma io penso che quelli che hanno paura del dialogo è perché forse sono un po' insicuri riguardo a quello che hanno scoperto di bello della vita, di se stessi, e stiamo parlando di religione, anche di Dio. E invece l'incontro, il confronto, come già veniva detto, può essere una crescita e una crescita reciproca. In un mondo di polarizzazioni, di conflitti, di aggressività, che noi lo vediamo, ahimè, talvolta anche attraverso la televisione, di certi format, che per fortuna sono non di Tele 4. Ecco, io penso che abbiamo bisogno di invece mostrare che quell'ascolto pacato e rispettoso, quella stima, quel superamento della diffidenza può essere davvero una risorsa. E io penso, ecco, ritornando, la settimana sociale dei cattolici non può limitarsi ad essere qualcosa di nicchia che fanno un po' le autorità delle varie chiese e confessioni cristiane che si ritrovano con un po' di persone attempate che magari hanno tanto tempo da perdere. No, non è questo. Io invito tutti a partecipare. E
Invito tutti a partecipare, ma con il cuore aperto, perché diventi una comunione che viviamo e la viviamo in Dio. E questa può diventare davvero il lievito che fa crescere la città, che fa crescere anche questo nostro territorio, talvolta che pure conosce fenomeni preoccupanti di violenza o di incomprensioni. Lei prima, signora Marina, ha parlato di ascolto, che tra l'altro poi è una delle, non è quasi parole d'ordine, no? Anche del suo, come si, no pontificato, del suo magistero. È difficile aprirsi, l'ascolto è qualcosa di naturale, no? Nel senso tutti quanti noi ascoltiamo, ma è difficile mettersi in ascolto. Sì, è difficile, bisogna veramente desiderare conoscere l'altro, desiderare empatizzare con l'altro, perché una cosa è ascoltare appunto come evento naturale, una cosa è un ascolto silenzioso per comprendere l'altro e arrivare poi anche a collaborare con l'altro. È il passaggio, passaggio successivo. Negli ultimi anni c'è stata una piccolissima iniziativa che però secondo noi ha portato anche a conoscere di più le varie comunità e a proprio cominciare a collaborare. Ecco, l'occasione è stata una vendita di arance della comunità, perché la comunità elvetica valdese ha a Rosarno una comunità che lavora per combattere lo sfruttamento, il caporalato, lo sfruttamento. Abbiamo fatto una vendita di arance, cioè loro ci hanno proposto di acquistare queste arance e tutti quanti abbiamo lavorato per questo, abbiamo diffuso l'idea, abbiamo aiutato a scaricare il camion quando è arrivato e questo lavorare fianco a fianco da un lato è nato dall'ascolto, ma dall'altro ha favorito l'ascolto profondo che è conoscenza, stima, collaborazione anche verso un bene comune. Ascolto significa anche per certi aspetti, usiamo un termine che può essere visto in un modo ma anche nell'altro. Ascolto significa anche curiosità, cioè voler e curiosità delle volte, se intendiamo il termine in modo positivo, significa anche volontà di capire, non solamente appunto secondo quella che è non di curiosa, non di carpire, ma anche di capire. Potremmo giocare anche con le parole oggi. Sicuramente questo è vero, cioè bisogna essere curiosi nel senso di essere aperti a cogliere le differenze, aperti a capire perché un altro è diverso da me, perché un altro incarna la sua fede in maniera diversa da quella che è la mia. Però questo genera, come detto prima, genera ricchezza, genera apertura, perché non esiste, questo scalfisce le sicurezze che solo il mio modo di essere e di credere è quello vero. Concetto ormai superato da tempo, quindi è giusto essere curiosi nelle grandi cose ma anche nelle piccole. In genere, faccio un esempio mio personale, insomma, che non si dovrebbero fare queste cose, però se aiutano alla conversazione sono utili. In genere, quando fuori dall'Italia, per esempio, quando io vado a Londra, cerco sempre le chiese vicine, le chiese cattoliche vicine all'albergo o cose. Sempre ho l'idea di una volta andare invece a seguire una funzione della chiesa anglicana per cogliere appunto le differenze.
e se vogliamo anche per certi aspetti per cogliere quanto le differenze sono uguali. Tanto oggi giochiamo con le parole, veramente devo un po' uscire da questo trip, però potrebbe non dico aiutare, però è un arricchimento anche questo, no? Cioè vedere, io poi che sono affascinato dalla liturgia, potrebbe, la prossima volta faccio così. Sì. Beh, parli di Londra, mi ricordo bene quando un soggiorno a Londra mi recai sia a St. Martin in the Fields, così come anche in una parrocchia di periferia anglicana, e partecipai a uno studio biblico fatto da una pastora anglicana in un piccolo gruppetto di preghiera. Però ecco, adesso mi viene in mente anche un'altra cosa. Un caro amico giornalista per un servizio, che conosci molto bene, recentemente è stato a una liturgia ortodossa, no? E mi ha raccontato che è rimasto estasiato, colpito, non gli era mai capitato di vedere. Ma io posso anche dirlo, qui a Trieste ci sono gli avventisti, ci sono i valdesi, ci sono i luterani, oltre appunto alle chiese ortodosse, poi ci sono anche tante chiese libere, ecco, oltre alle chiese cattoliche. Mi è capitato di partecipare a questi culti e abbiamo veramente solo da imparare, ecco, nello scoprire, come dicevi tu giustamente, che siamo diversi riguardo alle espressioni, forme, però insomma la Bibbia ce l'abbiamo tutti, Gesù è per tutti, e anzi forse imparare un modo diverso da quello a cui sono abituato mi aiuta a comprendere meglio anche la mia stessa identità, no? Perché in fondo è confrontandosi che si cresce, ecco, questo non c'è dubbio. Ecco. Io veramente rinnovo l'invito, come diceva il Vescovo poco fa, a partecipare ad alcuni di questi appuntamenti, perché come ragionano i cristiani di altre confessioni, è interessante scoprirlo e aiuta a scoprire chi siamo con la nostra storia veramente. E per chiudere anche, Monsignor Trevisi, è anche bello, uso un aggettivo che a lei piace, che gli appuntamenti della settimana di preghiera poi si svolgano anche in luoghi differenti, cioè non c'è un luogo predominante, insomma. L'invito è davvero quello anche a girare per la città e dentro le diverse realtà e comunità. Io penso che poi quest'anno il tema è quello della fede, il fatto che c'è questo anniversario 1700 anni dalla professione di fede, dal credo niceno, ci porta tutti a domandarci a che punto è la nostra fede, e lo facciamo nell'incontro, lo facciamo anche sapendo che siamo depositari di un dono, ma che poi va accolto e va fatto fruttificare. Lo facciamo girando per la città, perché la fede non è qualche cosa da consumarsi nel privato, ma invece dentro le varie relazioni e dentro le varie realtà della vita e della città. Io penso che sia una occasione da sfruttare e sollecito davvero a partecipare. C'è anche un titolo un po' emblematico, Credi tu questo, che rimanda al Vangelo di Giovanni e precisamente nel contesto della morte di Lazzaro, e io penso che sia anche questo una bella occasione. La nostra fede è la fede in un Dio della vita, e dentro un mondo che tante volte ci mostra i segni della morte, invece noi vogliamo annunciare di nuovo la vita e un Dio che ci crede nella nostra vita, nel valore della nostra vita, e si spende per la nostra vita. E l'augurio è quello di girare per la città e di vivere un momento di comunione. Ricordatevi che gli appuntamenti della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani la trovate anche sul sito della diocesi, quindi se volete li abbiamo fatti vedere anche noi, ma insomma avete anche a disposizione tutto quanto il calendario. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, la puntata finisce qui, arrivederci a tutti.